Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci, dove lo Studio Cesaroni cerca la prima vittoria in campionato per rispondere alla taverna dei 40 dei Rossi. Punta la porta avversaria, salta l'avversario che è di spalle, prova il destro, respinge il portiere, palla che rimane lì, poi il tiro alto. Cerca di avanzare sulla sinistra, va in progressione, uno sguardo in mezzo, la palla indietro, interessante, il tiro fuori. Colpo di testa a metter via, vince il rimpallo, poi finta il tiro, una seconda volta lo prova, respinge. Bastianini sembra essere lui incaricato della battuta, prova ad andare a giro, finisce fuori. Due uomini in barriera, sguardo alla porta, il tentativo centrale, tocca Castagnini, porta il pallone con il destro all'altezza di metà campo. Si muove Carcagnolo che controlla, poi esplode il sinistro e pesca anche l'incrocio dei pali. È 1-0 per lo Studio Cesaroni sulla taverna dei 40. Calcio d'angolo, il tocco corto, la palla in mezzo, Valentini prova di controbalzo e sul secondo palo sbuca il compagno. 2-0 per lo Studio Cesaroni. Cercano una risposta dopo il gol del 2-0 da parte dello Studio Cesaroni. Bortoli si inserisce centralmente, sempre Bortoli, va col destro centrale. Bortoli, resosi pericoloso qualche secondo fa da per dei Rossi, lo scarico sulla destra, il tiro fuori. Calcio d'angolo, cerca di amministrare il tempo lo Studio Cesaroni, il tocco corto che però favorisce il destro, il gol del 3-0 dello Studio Cesaroni che chiude forse qui. In ripartenza potrebbe andare col colpo del KO, sono 2 contro 1, Castagnini ci mette le mani e poi vince il rimpallo. Salta con una finta benissimo l'avversario, c'è un compagno in mezzo, la palla arriva e sotto le gambe del portiere si infila, è 3-1, la taverna dei 40 pesca il gol della bandiera. Sono ancora 3 contro 3, molto stanca la taverna dei 40, lo Studio Cesaroni fa quel che vuole in area di rigore e potrebbe essere questa un'altra occasione per la quarta marcatura degli uomini in maglia blu, con Miccichini che spiazza il portiere. 4-1. Riconquista il pallone, potrebbe puntare la porta, resiste ad un avversario con la suola da per Valentini, assist perfetto e Valentini non perdona. 5-1 e termina qui il match. Lo Studio Cesaroni vince 5-1 sulla taverna dei 40 e ottiene il primo successo in questa stagione dopo 2 pareggi